Una legge per dare sostegno all'azione della Giunta e rimettere mano ai project con una revisione radicale dei programmi infrastrutturali, visto che al Veneto servono meno nastri d'asfalto e più opere di difesa idrogeologica. Così il presidente Luca Zaia ha presentato a Ferrofini il provvedimento che rivede le norme in materia di lavori pubblici e infrastrutture. In discussione, ha premesso Zaia, non è lo strumento del project financing, ma la revisione del pubblico interesse di opere pensate in anni lontani e non ancora cantierate. Una legge che autorizza la Giunta regionale a rivedere i progetti di finanza non può che portare benefici, ha precisato Zaia. Si consente, ha continuato il governatore, di svincolare l'ente da impegni precostituiti, si sbloccano risorse per le opere di difesa idrogeologica e si rivedono progetti ormai obsoleti che comportano oneri finanziari troppo costosi e sono impostati con formule contrattuali non rinegoziabili. Zaia poi commenta duramente le voci sulla volontà della Giunta di usare la legge per rimettere le mani su determinati progetti. Sì, guardi, c'erano assolutamente da sprovveduti, è una totale illegalità. Qui con i project si possono fare due cose: cancellarli o andare avanti. Non ci sono variazioni sul tema, nel senso che non esiste l'ipotesi di buttare fuori un proponente e andare a cercare un'altra impresa. Quindi o li si cancella, quindi li si blocca, oppure si va avanti. Zaia è convinto di poter fare il tagliando alle grandi opere. Sotto la lente ci sono 7 progetti di finanza su opere stradali per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro. Guardi, noi le cose le facciamo seriamente, quindi incarico l'avvocatura, incarico i nostri tecnici, dopodiché quelli che saranno per il sì andranno avanti, quelli che saranno per il no verranno cestinati.